Facciamo un passo indietro nel tempo. Siamo nel 1925, è venerdì 14 agosto e stiamo leggendo la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia. Abitiamo nel quartiere del Piave e da circa 10 anni ci siamo abituati a spostarci con una linea tranviaria per andare a fare la spesa. È per questo che leggendo il giornale ci dispiacciamo nel leggere queste parole. Con il Regio Decreto viene ufficializzata la revoca della concessione per l'impianto e l'esercizio della tranvia a vapore dalla stazione ferroviaria di Susegana a Pieve di Soligo. La linea era stata inaugurata nel 1913. Aveva un unico binario, 3 locomotive, divise tra prima e seconda classe. Partiva alle 7:25 con la prima corsa e alle 19:25 con l'ultima, seguita da una decina di carri merci, e collegava Pieve di Soligo e Ponte della Priula, passando per Colfosco, Falzè e Barbisano. L'obiettivo dell'installazione era ben più ambizioso e mirava a proseguire la tratta fino a Follina e Revine Lago, per ottimizzare gli scambi commerciali. A rovinare gli intenti, poi, venne la guerra. Prendendo il nome di Feldbahn, la ferrovia venne militarizzata e statalizzata, perdendo l'interesse degli investitori che l'avevano progettata. L'abbandono ufficiale arriva nel 1931, quando sulle rotaie sono già cresciute le erbacce. Certamente ripensare appunto alla decisione di creare questo collegamento all'interno del quartiere del Piave per unire Pieve di Soligo alla linea ferroviaria principale, appunto Venezia-Udine, era non soltanto una necessità ma anche un'intuizione, e credo che ripensare alla mobilità del nostro territorio anche in funzione proprio di quello che rappresenta la nomina UNESCO potrebbe essere una riflessione interessante. Restano ancora tuttavia, tra Pieve e Susegana, alcune tracce di questa presenza che con uno sforzo potremo immaginare. Una locomotiva che sbuffa e che vibra su binari che non esistono più.